Si sono staccati alcuni massi in quello che è lo scenario più apprezzato del mondo, l'isola dei conigli a Lampedusa. Un uomo, un turista italiano di 52 anni, è stato portato in via precauzionale al poliambulatorio. Ha riportato delle scoriazioni e non è per sua fortuna ferito gravemente. L'uomo è stato soccorso e aiutato a scendere dal costone dove era rimasto prigioniero dai vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa. Si era arrampicato per scattare delle fotografie, ma durante la scalata ha sentito venir meno la terra sotto i piedi. Alcuni massi di media grandezza si sono staccati e sono scivolati. L'uomo terrorizzato, anziché scendere, ha continuato a salire ed è stato preso dal panico. A soccorrerlo sono stati appunto i vigili del fuoco, mentre nell'aria, prima e su tutta l'isola dopo, dilagava di fatto il panico e la falsa notizia della frana del costone dell'isola dei conigli. Si è trattato di un piccolo smottamento. Ricostruiscono i vigili del fuoco che sono stati sul posto e che hanno soccorso il turista. Secondo gli operatori della riserva, che hanno seguito l'intera vicenda, il turista pare che volesse spalmarsi di roccia argillosa, una pratica vietata ma molto diffusa all'isola dei conigli. L'uomo, a prescindere da cosa volesse fare o abbia fatto, verrà multato perché è vietato arrampicarsi, allontanarsi dai sentieri, prelevare piante, animali e rocce, nonché avvicinarsi a meno di 100 metri dai costoni rocciosi. Tutto il costone è interdetto per frane e ci sono anche i divieti della riserva.